Ben ritrovati a tutti all'ippodromo di Cesena per questa ennesima giornata di corsa, la 18ª della stagione 2026 e la prima corsa si inaugura è il premio Malatesta, è una corsa riservata a femmine di 2 anni. Andiamo a leggere il campo dei partenti, è risicato solo una fila, la prima, il numero 1 Lea Colle, Edoardo Bacalini, il 2 Luxury Wise L, Giuseppe De Filippis, 3 Libertà Mima, Maurizio Cheli, 4 Lady Chaos, Lorenzo Baldi, 5 Luna Nera Matley, VP dell'Annunziata, 6 Lorenz Rob Griff con Lorenzo Talpo Junior che ritorna a correre proprio questa sera. La macchina ha staccato, prova ad andare davanti con tutta la cautela del mondo. Libertà Mima con Maurizio Cheli, alla sua destra rimane Luna Nera Matley che è la femmina più appoggiata al gioco. Le due posizioni si fissano in questo modo. Dietro di loro abbiamo Luxury Wise L che ovviamente osserva tutto quello che accade. Sarà una corsa ovviamente dove è importante assecondare al massimo questi cavalli che sono di veramente poche esperienze oppure addirittura al debutto. Il numero 5 di Luna Nera Matley dopo 300 metri prende il sopravvento e il sopravvento si concretizza con un piccolo vantaggio che la stessa femmina di VP dell'Annunziata ovviamente riesce a consolidare dopo 450 metri di corsa. Andiamo verso i 600 metri con le situazioni che rimangono più o meno stabili, con l'unica eccezione che Lorenzo Baldi si è messo a destra e ovviamente l'andatura è piuttosto lenta, i 600 più o meno in 48 e le cose rimangono ovviamente cristallizzate nella situazione. Lorenzo Baldi all'esterno, dietro di Lorenzo Baldi con Lady Chaos si mette Lorenz Rob Griff e arriviamo agli 800 metri in 1,6 più o meno, scusate ma il cronometro ufficiale non è partito e quindi andiamo con quello provvisorio. Sempre davanti a tutti abbiamo la leader Luna Nera Matley, VP dell'Annunziata dopo 1 chilometro, alla sua destra diventa un po' più pressante Lady Chaos che prova a sollecitare l'andatura della leader, quindi il numero 5 Luna Nera e il numero 4 di Lady Chaos arrivano agli ultimi 400 metri nelle prime due posizioni. In terza posizione nel frattempo è arrivata Lorenz Rob Griff che ovviamente a fari spenti adesso vede che cosa succede, sembra un po' in calo a 300 metri dall'arrivo. Lady Chaos si distacca Luna Nera Matley e si entra in retta d'arrivo con Luna Nera Matley che sembra padrona della situazione, ma stiamo parlando di cavalli giovani. Dietro di lei arriva Lorenz Rob Griff, ma la situazione sembra ormai definita, mancano 50 metri e questi passano con la vittoria di Luna Nera Matley davanti al numero 6 di Lorenz Rob Griff, al terzo posto Luxury Wise L con Giuseppe De Filippis. Quindi questa prima corsa va in archivio, si va a festeggiare la prima vittoria di Luna Nera Matley, VP dell'Annunziata per Battista Congiu, per questa femmina da Tobin Kronos che si aggiudica la prima prova del convegno di questa sera.